A Mestre con i sindaci della Val Brenta, ancora novità sul progetto della Valsugana a pedaggio che incassa il via libera del TAR del Veneto. Sentiamo. Il TAR Veneto non ferma la Valsugana a pedaggio. Per ora nessuno stop all'iter, come chiedeva invece l'impresa Maltauro. Il Tribunale amministrativo non ha concesso sospensive della delibera con cui la Regione ha proclamato soggetto promotore dell'opera il consorzio composto dalle ditte Pizzarotti, Mantovani, Cisse e Cordioli. Una proposta, la loro, che si discosterebbe dalle indicazioni iniziali con prosecuzione a sud verso Castelfranco. Su questa presunta discrepanza si basava il ricorso della Maltauro, autrice di uno dei 4 progetti scartati. Secondo il TAR, però, a un primo esame non sembrano emergere elementi di fondatezza tali da far prevedere un esito positivo dell'impugnazione. La Regione aveva infatti precisato che le indicazioni di partenza sul tracciato non erano vincolanti. Negato alla Maltauro anche l'accesso agli atti per tutelare la par condicio tra offerenti e per esigenze di riservatezza commerciale. Chi realizzerà l'opera lo stabilirà un'altra gara, a questo punto più vicina. Andiamo ad